Mandi da Ghidina Folk. Mandi, siamo alla seconda puntata cui Ghidina Folk, sono già pronti, come tu vedete, collegati con noi da For di Sot per scominciare insomma con noi questa seconda apparizione sulla nostra web TV, per sentire un po' di musica e per così passare un 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti insieme a Watris per così insomma divertirsi da un momento un po' particolare che stiamo vivendo in tutto il mondo, un po' di musica locale, partire insomma di smentearsi, come si dice per un momento, che sta succedendo a Tor Zeon, come si dice in chi casca. Allora Valentino Mandi è ben tornato, come si dice. Buondì. Bene, e tu fiezza dice di Biel? Non disnia, perché mi hanno tirato le orecchie, mi hanno tirato le orecchie, che mi hanno detto, ma è così brava che frutta lei a suonare la fisarmonica, ma non si sente che dice, no? Dice, non arriva a chiacchierare, magari nel segnale che non si capiva, che non si chiappava. È un saluto, dirlo, no? Almeno un saluto ai nostri amici da casa. Saluto tutti quanti. Saluto tutti quanti. Bene, ok, poche parole smaclaris. Ecco, poche parole smaclaris, come si dice. Allora, per non perdere tempo, Valentino, voi fate un 3 canzoni, 3 suonati, no? 3-4 suonati insieme. Allora, cosa cominciamo? Allora io volevo fare un brano popolare di Pacai, Walzer di Pacai. Bene, allora, musica maestro. Bene, complimenti, applauso virtuale anche di chi che si sta anche randichiare. Sai che tu stai facendo numers che non arrivi neanche a stare da ora col contatore. Sì, sei contento, io, sei contentissimo.
Alle BE penso che stanno scrivendo tante persone, come che già dite che 3D, non come dicendo dal Friul, ma anche in di Fur che ci stanno scrivendo e complimentandosi con voi per che stai facendo come musici, perché dicendo la verità, che non le niente registrate, le dome dal vivo, magari qualche don si è lamentato, perché facendo via telefono, l'audio non è proprio il massimo e via dicendo, però ripetendo, che non le niente preparate, non le nie di pre-registrate, va tutto in diretta, proprio dal vivo, come che stai vedendo in questo momento, come che stanno chiacchierando, insomma, i Ghidina Folk. Allora, avessi tutto il pacai, come ci proponi tu? Come facendo alle rotte ciò sempre una canzone popolare. Ma tu metto sul caffè o tu metto su qualche altra roba dentro? Il caffè per ciò di rosso. Ah, boh, musica allora. Bene, le rotte il chialderotto ha risponduto del caffè, l'importante è che non si deve partiare, come si dice, e che vedi sportiate il pavimento. A proposito, Valentino, Zia d'Italia torna su in Chiarni, no? Tu vedo, anche se la rifa le a Sapade, però passerà tutta la biele zona da Chiarni, al pattesi Mortean, e arriva il 24 di mai su in quel di Sapade. Penso che sia discontento, no? Forse anche voi durante il percorso, vi state già organizzando. Io sì che non è di un nuovo per noi, ma io penso che toccheranno organizzarsi, no? Mm-hmm. No, ma sei reso eventualmente che giornate detto verrà organizzata anche tu, magari per piattati lungo il percorso, magari su un dei pass da che sarà magari ad Avoltri, no? Da zona di Avoltri, vedo che vanno su per Tulmies, dopo passi per Ville Santine, vanno su Dres fino a Sapade, no? I partiti Talanel dal sci di fondo, magari tu vas letto, adesso nessunale, intanto tu aspetti sicure dos. Una strimpellata, sì. Strimpellate, magari che passa in corridoio, io al butti, magari dopo se tu hai bisogno, o poi di buttare voi, sei amici che organizza Gazzetta d'Italia, magari chi che sono organizzatori da tappe, in particolare che di Mortean, che arriva a Sapade, magari passare no, un ghedina che intendete magari dette dal circuito, prima dalla RIF, lì all'interno dell'anel di Avoltri, magari fa una biele strimpellate come Dio comanda. Certo, volentieri. Senti,
non era previsto tal palinsesto, ma per caso non sai, un'essunade tipiche perché che riguarda i sportivi. Io, come non hai nulla in mente, su due piedi non hai nulla in mente, ma penserai, come non hai. Ecco, chiaramente lei sarà una giornata che troverà sbizzarriti, come si dice, con la Sì. fisarmonica, perché che riguarda la bicicletta, no, in particolare. No? Sì. Io ovviamente che tu fia in bande ascolta, già che prepara, già che sta studiando, anche di metti, come si dice, sul pentagramma, no? Dopo farlo su una fisarmonica. Negli davanti, allora, se ci proponi tu come, se ci proponeso. Tutti mi dicono bionda. Ok, allora bionda, vai. Bene, bravi. Torni a ripeti perché che ci sta chialando in questo momento, stiamo facendo dal vivo, dunque non è niente di pre-registrato, Robistranis, è tutte imprese dirette, come si dice in gergo, no furlan, e si collegati con forni di sotto per italianamente nostro, in quel da Val dal Tiliment, si motiva il Tiliment su di che bandi, Sì, dai, le cuvette. Le suette mi parlano. Io darei se le domande tra tutti loro. Sì, infatti era un po' balord, no? Come si dice al tempo, no? E mentre in poi vorrei tornare, non si dovrebbe sempre di classe, come si dice in quel caso. Allora, Valentino, come parlassi a in questo appuntamento, se ci proponi tu come quarta canzone? Valtteri, Stella di Neve. Stella di Neve, buon segno. Musica.
Bene, 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 bene. Allora, intanto che vedete essere già collegata anche Giuseppe, così che vi fa un saluto anche da parte sua, aspetta un secondo che vedo di tornare con la regia a collegarsi, lo vedo già in basse frequenze, come si dice, un momento di pazienza e ci siamo anche con lui. Per sentire anche da parte sua, insomma, un Dorobis dice che bisogna dire anche sul progetto, no? Perché come vedete, perché ti chiede di chiase e ven, come si dice, un marchio Pasure che è Made in Carnia. Made in Carnia è un new prodotto editoriale perché che riguarda il progetto che sta in presente con Friuli TV in quel caso e Made in Carnia noi abbiamo un progetto editoriale, ma è anche tutto un portale internet da che i amici da zone da Chiarne possono utilizzarlo per promuovere i propri prodotti a livello mondiale, dunque fai conosci fuori dal territorio locale. Allora Giuseppe sei collegato, hai sentito un po' la suonata, le varie suonate di fisarmonica da parte di Valentino e di sua figlia, allora ti passo la parola perché giustamente l'altra volta abbiamo accennato che cos'era Made in Carnia, a te la linea. Allora, intanto ciao a tutti, ho seguito un attimo, faccio una premessa. Prima Omar ha lanciato il discorso degli esterni del Giro d'Italia. Non dico la prossima se riesco nessuno, ma quella dopo, se c'è bel tempo, andiamo con la trasmissione direttamente in diretta dall'esterno, visto che Forni di Sotto ha bei panorami e tutto quanto. Se Valentino e Alessandra sono d'accordo, registriamo direttamente dall'esterno anche. Quindi andiamo in diretta. Adesso vediamo che... Allora, premetto, il problema c'è un piccolo problemino col segnale che arriva l'audio, ma ricordiamoci che stiamo trasmettendo dall'Alta Carnia, quindi purtroppo la fibra e quant'altro sta arrivando adesso, però proprio ieri con Valentino. Andiamo un attimo dunque sul discorso di Made in Carnia. Cos'è Made in Carnia? Made in Carnia è come avevo accennato l'altra volta, un progetto
non far conoscere, perché già la carne è conosciuta in tutto il mondo, ma di promuovere specifici prodotti, specifiche tradizioni con trasmissioni e soprattutto con le shop che stanno andando fuori. Sarà attivo per i primi di novembre, i primi 10 giorni di novembre, il portale della vendita online, quindi prodotti tipici. Non andiamo a vendere l'acqua o quant'altro, andiamo, come detto l'altra volta, sui calzons, sui scarpes, di quei prodotti lì che sono tipici esclusivamente per negozi carnici, quindi i negozianti saranno della zona, non quindi il classico, faccio un esempio adesso, milanese che vende il frigo comprato in Carnia. Diamo spazio solo alla gente della zona. E ci saranno anche degli speciali su industria, giusto Omar, non è solo un discorso di prodotti e tradizioni, quindi diamo spazio anche alle aziende. Ci saranno delle sorprese che adesso sto un attimo organizzando, vi dico in zona Paluzza, quelle zone lì, che andremo a fare qualcosa in esterni anche lì. E poi continuiamo con i due signori che vedo in alto a destra, dopo voi li vedete un attimo, dipende dalla posizione. Neanche oggi siamo riusciti a far parlare la fisarmonicista, ma prima della fine ci devo riuscire, se no vengo su e mi siedo lì in parte. Finché non parla blocchiamo tutto. Quindi. Chiaro. Bene, io direi che possiamo chiudere qui questo secondo appuntamento con i Ghidina Folk, Ghidina in TV dunque su madeincarnia.it, collegata come sempre al gruppo editoriale Friuli TV. Non resta che augurare a tutti voi, diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana con novità. So che Valentino e Alessandra sono già al lavoro per proporci qualcosa di unico, ripetiamo, in rigorosa presa diretta, senza trucchi, senza iTunes che vanno di gioco forza a migliorare, cioè con l'iTunes anche uno stonato, anche uno che non sa suonare, comunque sa perché sa suonare e sa cantare, no? Bene, non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Ghidina in TV, sapori di aria di Carnia, sapori di folk. Mandi. Ciao a tutti.